Cari amici, ben ritrovati. La Via dei Presepi quest'oggi è a Valdobbiadene. Siamo all'interno della Villa dei Cedri, in centro Valdobbiadene, siamo al cospetto del presepe artistico di Valdobbiadene e siamo con Stefano Borghini, che è uno dei componenti del gruppo Amici del Presepio. Stefano, tante novità quest'anno, facci un breve riassunto. Beh, allora, come ogni anno sapete che il presepe ha un titolo, quest'anno è La voce dei ricordi, perché vogliamo fare in modo che l'antica bellezza e le cose belle che sono sempre state fatte nella nostra società abbiano una rinascita, e il presepe appunto vuole dimostrare questo. I pezzi nuovi di quest'anno sono San Floriano e il palazzo Fulcis dalla Costa, che è un palazzo che venne completamente raso al suolo durante la prima guerra mondiale e ricostruito in un'altra maniera, dove ora c'è il Monte Paschi di Siena e il Bar Roma. È rimasta soltanto la statua dell'Endymione, per chi conosce Valdobbiadene di quel periodo. Realmente noi abbiamo ricostruito questo, abbiamo aggiunto San Floriano, come ho già detto, alla piazza, e questi sono i pezzi nuovi. Gli altri pezzi sono stati disposti in maniera diversa e rappresentano un po' tutta la zona, dal Piave alla stessa piazza, come già descritto, e poi aree archeologiche della Campania intorno a Napoli, Pompei, eccetera, e la ricostruzione della costiera amalfitana in omaggio al maestro di tutti questi presepi, che è il professor Ruggero, che in questo momento si trova, beato lui, lì a farsi le ferie, e ritornerà prossimamente. E come dicevo, io auguro intanto buone feste a tutti e vi invito a vedere questo presepe quando volete. È aperto dalle 10 del mattino alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30 del pomeriggio. Se nel caso qualcuno trovasse chiuso o il mattino o il pomeriggio, sa che nella stessa giornata, o al mattino o al pomeriggio, il presepe è aperto. Stefano, noi ti ringraziamo intanto dell'invito che ci hai dato a venire a visitare questo presepe. Volevo aggiungere solo una cosa, abbiamo volutamente lasciato e non ripreso alcuni particolari. La dovizia è talmente stata precisa che merita sicuramente una visita. Sì, io invito di nuovo tutti. Il presepe è stato realizzato con molta fatica, ve lo dico chiaramente perché siamo in pochissimi, siamo nell'ordine di 3 persone. E è stato realizzato in maniera artistica, e questo lo dobbiamo proprio a Maurizio Ruggero, che è una risorsa per questo gruppo. Quindi abbiamo detto Maurizio, te Stefano, nominiamo anche la terza. E la terza è Armando Fini, che ci ha dato una mano grande nella realizzazione di questo complesso. E quindi la Via dei Presepi anche quest'oggi termina, venite a visitarci qui a Valdobbiadene, ricordiamo siamo in Villa dei Cedri, in centro paese, vi diamo appuntamento a domani per un'altra puntata. Grazie mille e auguri a tutti.